Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Joker Gaming. Allora, rimasti con la nostra amica qui che ha preso anche la pietra di ametista, era, se non sbaglio. Ecco, allora andiamo qua e vediamo dove, siccome questi sono chiusi, scommettiamo chiusa, chiusa, molto, dove devo andare io? Andiamo a vedere questo qua in fondo, sarà chiusa anche Ma chi quella? è che va in giro a chiudere a chiave le porte? Eh, Dumet? me, me lo chiedo Il anch'io. suo piccolo aiutante giallo? Ah, perché loro non l'hanno visto, vero? Qua è chiuso. Aspetta, no. Ma Che c'è? che cazzo è uno scherzo di cattivo gusto? Che cosa ci fa qui? L'hai portato tu? No, Quella è lei? sì, è Shelby. Unghie abbinate? Dio, no. Le avevamo sempre uguali. Ah, ma sono È loro lui. due. Cosa? È lui. Sullo sfondo, Lo conoscevi? più o meno. Era uno di quei tizi che vedevi sempre in giro. Quelli che trovi sempre alle solite feste. È stata colpa mia. Lo sai che non è vero. La sera che è successo, avrei dovuto vederla. Dovevamo uscire a bere, c'era una festa. Ma io dormivo. Al Bravo. campus era tassativo non uscire mai da sole. Shelby mi stava aspettando quella sera ed è lì che l'ha aggredita. Va tutto bene. Non è per un cazzo, ok? Per niente. Io devo conviverci e ora qualcun altro lo sa. Qualcuno voleva che io la trovassi. Ma che cazzo è? Non ne ho idea. Non promette nulla di buono. Ma che cazzo? Venite, presto! Charlie! Ah, mamma mia, si muove tutto come all'inizio, fammi vedere nel... Ah, ai, Charlie! mi serve una mano. Bella questa. Jamie! Charlie! Ma che cazzo è successo? Non ne ho idea, però non promette. Stavo per dire, come fanno vedere all'inizio che ci sono i muri si muovono da Fammi soli. vedere. Charlie, Cazzo. fa Ho vedere par- la mano. Colpa... Ti aiuto. Parlando non ho visto a premere il quadrato. Mi sa che è fottuta. Sì, non mi dire. Serve un medico. Un motivo in più per andarcene subito da qui. Dobbiamo capire come radunare gli altri. Tu dici? Beh dai, sbagliando abbiamo preso un trofeo, dai, guardiamo da questo lato. Va benissimo così. Fammi vedere la mano. Effettivamente non è messa bene, effettivamente. Va bene, andiamo avanti, facciamo un po'. Bene. Ma che succede? Dumet, che cazzo di problemi ha? Era nervoso in viaggio. Pensavo che fosse soltanto eccentrico. Puoi essere eccentrico senza essere un assassino. No, non c'è niente. Riflettiamo. Hai visto Dumet scappare? Sapeva che c'era un assassino e se n'è andato? Forse. O forse il tizio che abbiamo visto non era Dumet. E quello con la maschera sì? R1 bussola. Va bene. Qua è chiuso. Quella trappola era parecchio sofisticata, progettata in ogni dettaglio, in modo che noi la trovassimo. Questo rende ancora più probabile che l'uomo del traghetto non fosse Dumet. Ma chi sia chi allora, se non è Dumet. Qua è chiuso, vediamo se c'è la moneta. No, non c'è niente. Andiamo a questa è aperta, va bene, però qua più avanti c'è qualcosa. Qualcosa.
No, qui non c'è niente. Mi creo una mappa mentale. Ma temo che la stanza di Erin sia tagliata fuori. No, Di qua no. Charlie. Perché se la prende con lei? Perché è la più facile da impressionare. La più vulnerabile. Non guardi il nostro show? È tipico dei sociopatici. Mi sono perso. Da qua siamo passati prima. Bene. Forse per di qui. Ah, è quella qui, la porta di prima. Pezzo di merda. Cosa? Un muro. Avanti. Proprio come Holmes. Lo so, non voglio pensarci. Beh, abbiamo girato un po' per niente, però andiamo quella porta aperta, se la trovo, ovviamente. No, qui non è. E per di qui magari ti sei impiantata? Dai cara, dai. Dai! Mamma mia. Ah, proprio non mi lascia passare. Vabbè. Facciamo il giro per di qui allora. Dov'è il problema? No, questa è quella di prima. Devo cercare. Cioè proprio non mi lascia passare, guarda, si blocca. Non c'è niente. Ah, vabbè. È un bug del gioco. Roba qua, esatto. Oh, ma che È cazzo? una bambina. Oh, bene. Senti anche tu la bambina. Pensavo di essere impazzita del tutto. Da dove viene? Un'altra moneta? Ah, me ne ha segnate due. Va bene. Ah, mi fa male la mano. Charlie, vieni. Apriamola. Non credo di essere di aiuto. Usa la spalla. Spingi quanto puoi. Stasera maialino. Oia, bene. Siamo in una matriosca. Cosa? Le bambole russe. Sai, quelle bambole dentro le bambole. Stai impazzendo? Perché non è il momento. Siamo chiusi in una cucina, dentro un hotel, soli su un'isola. Se anche uscissimo da qui... Natalie Morello. Oh, ma stai... Oh, cazzo! Ah, merda. È un cadavere, cazzo! Dici? Ecco gli ultimi ospiti dell'hotel. Non puoi saperlo. Forse... Charlie, forse c'è un'uscita. Bloccata. Guarda, questa si muove. Forse si forza più facilmente. Stai indietro. Questo non me l'aspettavo proprio. Bel volo. Proprio un bel volo. Charlie! Guarda, Ah, ma si è richiusa. Qui si fa sempre più intrigante. C'era qualcuno con me. Ah, siamo ritornati da Erin. Non riesco.
Devono sentirlo. Aspetta. Ragazzi, ehi là? Ehi! Charlie! Mark! Jamie! Bene, molto bene. Oh, dai, forza. Smetti di essere così fifona. La pila, e abbiamo solo 2 inalatori, ricordiamoci questo. Mi sa che è un bel pezzo che mi danno sul colore lì, eh. Tiro a indovinare. Rilevamento bussola. Bene. Aspetta, non neanche guardo. No, non c'è niente. Andiamo su un po' più veloce perché sennò qua ci mettiamo una vita. Allora, esamina. Che cosa curavano? Megatron. Autentico balsamo all'olio di serpente estratto da cobra reale. Silver Ash Institute. Bah. Esamina. Silver Ash Institute. Stupendo. Direi artistico. Molto artistico. Trova gli altri, esplora gli altri. Va bene. Là ho visto qualcosa luccicare intanto. Qui si può aprire? No, ovviamente. Esatto. Spostiamo. Tanto cosa vuoi che succeda? Signor Dumet, voglio la mia troupe morta. Questo weekend li porterò. Può farlo. Cristo. Charlie. E perché mai dovrebbe volerli morti? No, ma che diavolo! No, cos'è questo schifo? Gesù! Che diavolo! Eccezionale. Là c'è qualcosa che lampeggia. Vediamo se c'è qualcosa anche qui. No, non mi segna nulla. Esamina. Beh, fanculo Jamie. Laura, chi è la ragazza foto del prostato? Chi è? Ma per favore, il mio tipo. È una svampita sempre con espressione smarrita e confusa. Posso riprenderlo? No. Comunque mettete sto carica, eh. No, aspetta un attimo. No, sempre stesso, va bene. Qui c'è un'altra porta che porta in un'altra stanza, bene. Qui c'è qualcosa un po' legnoso. H. Holmes.
Ha cominciato da solo a leggere, a venire fuori le scritte, non so come mai. Esamina. Un altro, un nastro, bene. Oh, Un'intera stecca stavolta. Cerchi di prendermi con le buone, eh? Beh, credo le terrò da parte. Allora, niente domande? Che ti succede, Manley? Mi sembri diverso. Ah, riconosco quella luce nei tuoi occhi, furbetto. So mantenere i segreti, tutti ne abbiamo. Il pubblico ministero vuole un numero da me. Lo sapevi? Ma certo che sì. Numeri. Hanno accusato Holmes di 27 omicidi, ma noi sappiamo che era vicino ai 200. Riesci a immaginarlo? Speravo di avere più tempo per provare a batterlo. Ovviamente è emersa la storia delle agenti immobiliari. Dopotutto loro avevano famiglia. Ma i numeri che mi chiede il procuratore, anche lui saprà che esistono persone reglienti, disadattanti, gli scatti della società che tutti quanti fanno finta di non vedere. E quando spariscono, chi lo nota? Mio padre mi diceva sempre di lasciare un'impronta nel mondo. Non ho mai capito cosa intendesse, finché non ho visto la prima ragazza sanguinare. Io la definisco arte. La mia firma sulla società. Non è omicidio, è una risposta estetica alle esperienze che il mondo mi ha offerto. Chiedi a chiunque di elencare i serial killer che conosce e ne nominerà 5, 10 magari. E poi prova a chiedere i nomi dei detective che li hanno catturati e farà scena muta. Non dirà un bel niente. Non sono nessuno. Non importano a nessuno. Nessuno gira film su di loro. Nessuno mette le loro facce sulle magliette. E a nessuno frega un cazzo. Io ho lasciato la mia impronta. direi. E tu? Partiamo qui. Vuoto? Vuoto. Mm. There. Perché adesso non me l'hai detto, scusa? Esamina. Caro Mr. Thompson, il piccolo problemi e comportamenti a scuola. Erin, ehi! Jamie! Jamie! Erin, ci sei? Ehi là? Mi senti? Che succede? Cosa... Sei in pericolo, Erin! Ma come... Devi ascoltarmi. Fai come ti dico. Confusione. Jamie, che succede? Dove sei? Io non... Ascoltami. Ascolta, c'è un armadio lì vicino, entra dentro, sbrigati. Ma che significa? Erin, nasconditi! Perché me lo stai dicendo? Che succede? Adesso, Erin, fidati di me, ok? Uh, mi sta mettendo un po' di ansia.
No, nasconditi. Facciamo come dice. Mm. Ah, il nostro amico travestito da H.H. Holmes. Ma chi sarà mai questo personaggio? Ma lo scopriremo? Forse? Il- Mm. Charlie, Jamie! Ehi là! dove sono finiti? Spero siano al sicuro e che ci stiano cercando. Kate, guarda qua. Che sta succedendo? Oh, siamo chiusi dentro. Così pare, sì. Aspetta, Cosa? hai sentito? Sono loro. Da dove viene? C'è qualcuno nel ristorante. Io vorrei presentare a tutti voi. Giuro. So di essere bersaglio della vostra ironia e che fa parte del mio ruolo di patriarca della famigliola. Mark e Jamie, voi due da soli lavorate per 10. Kate, nonostante i litigi, tu per il programma sei l'anima. Catturi il pubblico. Che cazzo significa? Mark, cosa fai? No, non le toccare. Turbamento. Ora stiamo davvero esagerando. Non so in cosa ci abbia trascinati Charlie, ma se trovo Dumet gli spacco la faccia. Qualcuno ha visto Dumet? Ok, stiamo esagerando. Che diavolo succede? Bella domanda. Proprio una bella domanda. Dietro. Li ha fatti praticamente uguali e cioè, penso dei manichini almeno sono abbastanza reali. Sembrano. Oh Cristo. Ma è identico a lui. È Eh, impossibile che qualcuno li abbia messi insieme solamente in un paio di ore. Senti, Dei passi. e si avvicinano. Attenzione. Darci qui ce n'è inclusa per poi andarsene. vediamo se riusciamo. E già. Jamie! Grazie a Dio! È così bello vedervi, ragazzi. Dobbiamo andare subito via da qui. Indagine. E quando si è chiuso il muro? Dumet ha ucciso il suo custode. Cosa? Davanti a noi. Dumet, Una messa in scena. Indossava una maschera e so bene cosa può sembrare, ma dico sul serio, ora ce l'ha con Erin, dobbiamo muoverci. Ma un attimo. Charlie dov'è? Non lo so. Ci siamo divisi. cavolo, non posso crederci. Così, quando troveranno i nostri cadaveri sulle sponde
secondo È un dell'anno cazzo di scherzo. per una scusa plausibile. I nostri morti. Cristo, Morti, fate i silenzio! nostri morti. 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 Morti, i nostri. Cos'è stato? Questo è finto. Una replica o di un animale o roba così, per forza. No, 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 non ci credo. No, no, è vero quell'occhio lì. Oh, è vero, cazzo, ve l'avevo detto, questa è una follia. Andiamo via da qui. Oh, è chiusa. Ma che succede? Anche quella da cui sono entrata. Un bel casino, ragazzi, però, Dumet! Ti piace giocare? Fatti vedere. Vieni. Giochiamo insieme, dai. Quella mano rotta e tutto quanto. Devo uscire. Allora io ragazzi mi fermo qui, come sempre vi invito a iscrivervi al canale, di lasciare un bel like, di commentare, condividere nei vari social in modo da far crescere me, Sally e il canale. Come sempre vi ringrazio ancora per la visualizzazione, a presto al prossimo video da Joker Gaming.